la parola adesso a Fulvio Mattioli, che avrà un sacco di cose da dire. Grazie. E sia più attrattivo, no, rispetto all'osservatorio socio-economico, però va bene pure per i giovani, non ha controindicazioni, mettiamola così. Diciamo che questo osservatorio non è uno scarpario statistico, l'ha già detto il professore, perché lui tra l'altro, siamo Rilancia Friuli, ma lui è professore, io sono semplice dottore. Non è uno scarpario statistico, perché insomma quando si dice che gli osservatori osservano, dipende cosa osservano. Se osservano il numero di scarpe o cose di questo tipo, diciamo non è che sono di una grandissima utilità. L'ambizione che avremo noi è quello del dire: non ti parlo di tutti i numeri e degli indicatori possibili, anche se comunque un po' dovrete soffrire oggi, ma diciamo di quelli che per noi in qualche modo, e casomai voi ci aiutate a migliorare la cosa nel tempo, anche perché pensiamo a un anno di esperimento, poi se la cosa risulta poco utile o inutile, è inutile andare avanti, diciamo servono indicatori per fare politiche. L'altro problema degli osservatori è che hanno, come dire, hanno il problema della fanaleria, no? Dice adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no, perché cioè, tu vedi delle robe a 15 giorni, a 30 giorni, ma uno dice che mi frega a me di questa cosa qui. La politica economica, no, il pubblico non fa una politica economica congiunturale, ne fa una di medio e lungo periodo. L'unica cosa che avevamo noi come politiche economiche di brevissimo congiunturale era il tasso di cambio. Ce l'hanno fregato, no, non esiste più, mica lo determina nell'Italia, nel Friuli Venezia Giulia. Allora il punto è, come dire, discutere assieme e valutare numeri e di cose sulle quali vabbè, la nostra autonomia possa intervenire e diciamo siano problemi da fronteggiare non dell'immediato, perché è assolutamente inadeguata, non lo fa nessuno, ma diciamo quelli problemi strutturali. Ci tenevo a precisare perché sennò insomma non ci capiamo come non capiamo cos'è l'impostazione. Noi qui siamo partiti un po' dallo sguardo internazionale, quindi un po' dal contesto, ma velocissimamente, insomma, tanto per rincuorarci. E quindi, dicevo, OSE come un osservatorio socio-economico utile per la programmazione di politiche di rilancio del Friuli Venezia Giulia, perché uno dei titoli che prima forse è mancato da Furio è la decrescita infelice di questo Friuli Venezia Giulia. So che questa cosa qui intristisce, però quello è, e i numeri ce lo diranno. Non è un problema di diciamo, interpretazioni, di essere ottimisti o di essere pessimisti. I numeri diciamo, non hanno questo profilo psicologico umano, parlano da sé. Uno sicuramente lo puoi manipolare, 5 di numeri anche, un insieme di numeri è più difficile, soprattutto se descrive un fenomeno che interessa tutti quanti. Allora, dicevo, una decrescita infelice, lì ci sono già dei numeri che ci dicono questo, perché? Perché dobbiamo affrontare, e ce l'abbiamo ancora tutta sul groppone, la pesantissima eredità economica, ma anche demografica, ma anche sociale, che ci hanno lasciato diciamo, questi ultimi 15-20 anni. No? Se voi mettete assieme la grande crisi 2008-2013, vado velocissimo, la mini ripresina, dove l'accento cade su mini ripresina, non è che ci siamo ripresi quello che abbiamo perso prima, abbiamo messo qualcosina vicino ma in maniera del tutto insufficiente. Il crollo del 2020, il crollo pandemico, e dopodiché, voglio dire, abbiamo avuto 2 anni come Italia, poi vedremo se è così anche per il Friuli Venezia Giulia, di ripresa forte, 2021-2022, e poi patasgnachete, cioè la resilienza che noi volevamo avere non c'è stata, almeno non dai numeri che vengono fuori diciamo, dalla contabilità nazionale. Queste 3 tabelline che voi vedete fanno la somma di quanto si è evoluto, quanto è cresciuto il PIL, il prodotto interno lordo, quindi la ricchezza prodotta dall'economia nel lungo periodo, nel nostro caso 2008-2024, nell'ultimo biennio, cioè ha estrapolato no? 2 anni di quel lungo periodo lì, e un triennio previsionale, quindi il 2025 e il 2027.
facendo una sintesi eroica, insomma, a noi che ci interessa sicuramente di più l'Italia, dici, beh, questa Italia è cresciuta del 2% tra il 2008 e il 2024, cioè è una roba tremendissima, no? E facendo un confronto, diciamo, Osé fa questo, secondo me, anche di interessante, anziché guardarsi soltanto allo specchio, che nel nostro caso sarebbe veramente tremendo, in questo caso di Rilancia e di Friuli, è meglio fare un confronto pure con gli altri, no? Allora, per esempio, se parliamo di Italia, dici, beh, come vanno le economie dei 196 paesi osservati dal Fondo Monetario Internazionale? Qui un po' di meno perché ne abbiamo tolti quei 10 poveracci che non hanno, diciamo, il problema di conteggiare i numeri della politica, ma hanno altri problemi in corso, guerre, eccetera, eccetera. Beh, quel 2% che cosa vuol dire? Vuol dire essere al 178esimo posto tra i 189 paesi monitorati dal Fondo Monetario nel lungo periodo. Qui non è un problema di adesso sì, adesso no. È fare i conti con l'eredità pesante a cui accennavo prima. Allora, il problema non è far vedere l'eredità pesante perché siamo dei cupi. Il punto vero è, come abbiamo fatto per il terremoto, dire, beh, se qui abbiamo una rognona da fronteggiare in termini politici e di ripresa, beh, ci vuole un progetto di rilancio, così come è stato per il terremoto. Non è che ci siamo limitati a dire, oh, la miseria, è venuto il terremoto. E dice, no, abbiamo fatto delle politiche. Per quanto riguarda l'ultimo biennio, che quindi diciamo in qualche modo è, se lo riferiamo a livello nazionale di competenza di qualcuno, di responsabilità, beh, insomma, non è che siamo cresciuti granché, anzi 1,4%, quindi 0,7. Diciamo che c'è questa crescita alla James Bond che non soltanto per il 2023-2024, ma l'Italia, e secondo me se ce la facciamo a rispettare siamo anche bene, sarà del 0,7, che sostanzialmente vuol dire non creare occupazione perché diciamo, l'aspetto tecnologico in qualche modo compensa, no? Questa crescita, non hai bisogno di braccia e di persone. Quindi insomma la morale, ho messo anche il dato della Germania, ma tenendo presente che comunque nel periodo intero, quello lungo, era cresciuta del 15,4%, che è diverso dal crescere del 2%, per cui nel 23-24 è andata giù. Beh, qui però diciamo, sono i problemi noti che conosciamo, io non ho pochi dubbi che la Germania non possa ripartire, anzi sono sicuro che ripartirà, qui paga le scelte scellerate che ha fatto in termini di approvvigionamento, no? Energetico, che si è messa legata a mani e piedi a chi pompava in Russia quello che le serviva e insomma si è arrivata a una scelta infausta e in qualche modo anche a tanti semilavorati che vengono dalla Cina. Ma insomma, nel triennio previsionale 2025-27, quindi è quello nel quale noi siamo inseriti e di cui ci interessa anche perché dici all'eredità che ci aggiungo, qual è la previsione, come continua la roba? E dici saremmo con questo 2,1%, 0,7, siamo al 187esimo posto su 189. Due le conseguenze di quella che ho definito una crescita mignon. Cioè un forte declino economico-sociale, mi pare che insomma non servono gli occhiali per vederlo, e un micidiale conflitto con l'Unione Europea, perché comunque qui il rapporto deficit pubblico-PIL peggiora. Riarmo o non riarmo, sì, ho l'impressione che comunque ci tireranno per le orecchie forse qualcosa di più, quindi uno scenario poco simpatico. Tralasciata diciamo, questo volo pindarico, siamo andati a vedere come è andato sempre il PIL, quindi l'economia, perché insomma dall'economia come dire, derivano le politiche che facciamo, no? Se hai più economia, paghi più tasse, hai più soldi da spendere per welfare e politiche di sviluppo. Se questo non accade, come dire, hai la borsa stretta, come peraltro il bilancio... No? Le finanziarie nazionali diciamo, mostrano chiaramente, insomma, un bilancio da 30 miliardi è quello che in termini tecnici in un anno si chiama schifio, insomma è una roba da niente.
Allora, qui invece siamo andati a vedere come si è evoluto il reddito 2008-2023, perché diciamo è un dato storico, il fatto che manchi il 2024 è perché comunque purtroppo in termini economici i dati nazionali arrivano prima, quelli regionali e provinciali purtroppo vengono dopo, ma non è che fa la differenza, in questo caso essendo il periodo sufficientemente lungo. E qui abbiamo messo in fila le 22 province del nord-est, perché insomma io leggo sempre sul giornale nord-est, 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 dici ma che è sto nord-est? Andiamo a vedere, no? Così vediamo dove ci posizioniamo. Nord-est sono 22 province, come sappiamo, le regioni sono il Trentino, che in qualche modo viene spesso ignorato, l'Emilia-Romagna di cui non si parla mai. Da noi si parla di Friuli e Veneto, spero che non sia l'idea di un super Veneto, ma insomma per Nord-est si intendono queste 4 regioni e queste 22 province. Tra il 2008 e il 2023 il PIL del nord-est cresce del 3,6%, vedete lì quello che fa l'affarino rosso che in qualche modo mette sopra le province che crescono a un tasso superiore e sotto le altre. In termini molto veloci, 15 province su 22 del nord-est crescono, cioè un segno positivo, tra esse c'è Trieste, che noi amiamo follemente, nel senso che anche se ci chiamiamo Rilancia Friuli, in realtà ci chiamiamo Rilancia Friuli perché il Friuli ha più bisogno di essere rilanciato. Rilancia Trieste c'è già stato e comunque continua e noi siamo contenti. Eravamo più scontenti quando era a carico del bilancio regionale, questo accadeva un po' di anni fa, siccome siamo un po' vecchiotti ce lo ricordiamo. E quindi siamo contenti invece che sia andata così. Quindi Trieste ha un ritmo di crescita notevole, però Trieste diciamo, non è in grado di trainare il Friuli Venezia Giulia, è il 15% di questa roba qui. Io so che noi abbiamo tanta fantasia, ma diciamo una locomotiva del 15% che traina i vagoni del 85% non si è vista. Non abbiamo questo tipo di... allora, dicevo, Trieste, terzo posto a nord-est e sesto in Italia, quindi tanto di cappello. Gorizia, insomma, non c'è tempo, ma insomma il modello Gorizia sarebbe simpatico, in particolare quello Monfalcone, e qui diciamo ci sta dentro per la parte economica, cresce. E sarebbe 13esima nel nord-est e 26esima in Italia. Tra le 7 province che perdono reddito ci sono Pordenone, poco, insomma meno 1,3%, perché è un dato diciamo più recente in questo orizzonte temporale. Pordenone soffre in alcuni componenti da un po', ma negli ultimi 2 anni mi pare che si è accentuato la sofferenza, che è ovviamente di tipo industriale. E Udine, poveraccia, dov'è lì? Ah sì, 21esima nel nord-est, cioè riusciamo a battere Ferrara, insomma è sempre stata zona depressa, pur essendo una città bellissima, qui si parla della provincia, dell'economia provinciale, e siamo attorno all'81esimo posto a livello nazionale. Vabbè, insomma, altri numeri. Qual è l'eredità quindi per l'autonomia del Friuli Venezia Giulia da questa evoluzione di medio-lungo periodo che deve essere la base per le politiche e non quella congiunturale? Io quando vedo il DEF nostro, in cui tu hai come dati iniziali 4 dati, soli 4 dati, di quali tutti, nessuno storico, ma tutti previsionali, dico ma che ti serve sta roba? Cioè la storia prima, da dove si parte? Partiamo dallo stesso del Trentino Alto Adige che è cresciuto tanto di più? Pare evidente che sono robe che si lasciano scrivere ma che non servono per pura propaganda, insomma. Allora, qual è l'eredità per l'autonomia del Friuli Venezia Giulia? L'eredità è questo declino che si diceva prima e qui si aggiunge a motivo non solo, ma soprattutto di una politica industriale che non c'è più. Io vengo dai tempi in cui si faceva politica industriale. Insomma, si è visto, è stato un po' il motivo della fuoriuscita dalla povertà dell'intero Friuli, meno per Trieste perché quella non aveva problemi di povertà di partenza. Quindi diciamo in particolare le province di Udine e Pordenone hanno questo in comune, sicuramente l'essere lasciati trascurate dall'occhio della regione e dalla borsa anche della regione, oltre che dai progetti. Siamo la Cenerentola del nord-est, sembra che siamo il traino, no? Del nord-est, ma insomma se andiamo a vedere non è così. Il Trentino, qui vi ho risparmiato i dati regionali, ma il Trentino, siccome a Bolzano, come prima
provincia che cresce e Trento come quarta, cresce nel periodo 2008-2023 del 16,3%, la prima in Italia e la prima nel nord-est. Io non lo prendo come un dato statistico, siccome è anche una regione autonoma, dici, mazza, copiamo da loro. Non nel senso che diventiamo tutti degli esaltati del turismo. Il turismo poi ricorrerà nei miei numeretti perché insomma puntare su una roba piccola, in economia non si butta via niente, ma puntare su una roba piccola piccola vuol dire ottenere molto poco oppure niente. Allora, il Trentino vive di turismo 11 mesi all'anno e quando va in ferie a novembre, insomma, diciamo fateci entrare questi turisti che vorrebbero tornare. Da noi non è proprio così la roba. Diciamo che in 20 anni siamo cresciuti di molto poco e quello che è cresciuto è Trieste e Pordenone, che hanno raddoppiato le presenze turistiche e noi le abbiamo contratte come Pordenone, scusate, come Gorizia e Udine, quindi il mare in sostanza, no? Ha perso perché la nostra montagna era una robetta da poco. Allora dicevo, il Trentino cresce del 16,3%, che non è proprio la stessa cosa del perdere il 2,6%, no? Cioè, al di là dei commenti, i numeri in questo caso ci fanno capire di che cosa stiamo parlando. Prima in Italia e prima nel nord-est Trentino. L'Emilia più 3,2, quindi molto più piccola la crescita, però è sempre quarta in Italia e ovviamente seconda nel nord-est, e il Veneto è quinto in Italia, più 2,1%, e terzo nel nord-est. Insomma, ultimi, ma insomma, ultimi poveretti proprio, no? Perché noi avevamo il segno meno, loro no. E qui torno alla cosa di prima, accenno alla cosa di prima, Udine provincia in sofferenza da 15 anni, quella di Pordenone da un paio. Dice perché soffrono? Qui diciamo rottamazione politica e culturale partita dal settore industriale. E in realtà questa cosa qui noi la diciamo da 13-14 anni. E quello che è diciamo ancora che va bene e che è da realizzare tutto però è che questo settore industriale deve tornare ad essere il motore produttivo, ma soprattutto occupazionale della specialità. Io non ho il problema di vedere il segno più davanti ai profitti delle imprese manifatturiere, anche se con quelle comunque si finanziano gli investimenti, quindi è importante, ma ho bisogno anche di dare un'occupazione che, come vedremo tra un po', è occupazione stabile nel tempo ed è occupazione la meglio pagata dopo quella del settore pubblico, che non è indifferente. E che vuol dire avere una stabilità, no? Anche sociale, vuol dire che i nostri giovani non se ne vanno all'estero e se vanno e non vanno a fare il lavoro nel turismo, come vedremo tra poco, hanno tutte le ragioni. Qui andiamo a vedere le retribuzioni lorde dei dipendenti privati del Friuli Venezia Giulia. Sono dati INPS, quindi sono dati reali, non sono dati, diciamo, stimati. È più semplice di quello che sembra da leggere la tabella. Allora, se voi vedete dove c'è scritto economia, i lavoratori sono 375.000 perché qui mancano i lavoratori pubblici e quelli autonomi, con una base consistente, no? 375.000 di loro. L'anno è il 2023, diciamo che gli anni fosse il 22 o fosse il 24, che però non è disponibile, non cambierebbe granché, pochi numeri. Hanno ricevuto questi 375.000 lavoratori dipendenti privati una retribuzione complessiva a circa 9 miliardi di euro. Ma quello che è più interessante è che la retribuzione media, cioè dividendo questo totale per il numero dei lavoratori che abbiamo detto più volte, la retribuzione media è di 24.200 euro l'anno, retribuzione lorda, perché diciamo la fonte dà questa, non è che li incassano tutti perché sennò sarebbero tutti ricchi. Quello che però è importante è che il confronto è omogeneo tra i vari settori, no? Quindi possiamo farci un'idea di come funziona la cosa, e cioè e cominciare a dire che cosa? Che la manifattura paga una retribuzione lorda annua media di 31.389 euro, che è un pelino di più dei 24.000 visti in precedenza, che è di più, parecchio di più, il 50% di quella pagata dal settore terziario nel suo complesso, quindi tutto il terziario privato, sono 240.000 lavoratori quasi,
e questi beccano meno di 21.000 euro lordi l'anno. E dopodiché ci ho aggiunto il commercio e il turismo, perché leggendo i nostri giornali sembra che solo il commercio e il turismo faranno del Friuli grande, ma insomma con quelle paghe lì c'è poco da far grande. Turismo 11.400 euro l'anno, perché è ovvio, perché lavori poco tempo. No? Aiuto. Vabbè, insomma, sono andato a volo d'uccello, ma i numeri ci sono, eventualmente poi chi è interessato gli possiamo fornire slide e andare sul sito voi. Allora uno si chiede, ragionando in termini di politica economica, perché poi è questo il senso di questi numeri, dice, pare ragionevole? Non sembra folle, si può anche dire, mettere al centro della politica economica, o meglio della propaganda del Friuli, propaganda economica del Friuli Venezia Giulia, un comparto, quello turistico, che vale appena il 4,9% del PIL del Friuli Venezia Giulia, e, come dire, chiudere non un occhio, ma due su quello industriale che ne vale 6 volte di più? Cioè io francamente penso, vi ho fatto una domanda, ma la intendo come retorica. Allora uno dice, servirebbe un piano di politica industriale che non sia solo orale, perché io uno scritto non ho visto. Orale intendo proprio parlato, non pensate male. È di forte rilancio del settore industriale, dove ci devono essere obiettivi ben definiti, no? Non mere proposte. Mi riferisco, insomma, dai, l'avete capito, a quella roba, a quelle slide che sono state comunicate dallo studio Ambrosetti, o come diavolo si chiama adesso, che di queste cose in realtà non ce ne capisce niente perché sono consulenti aziendali. Io ricordo quando lavoravo forse è meglio che non ve lo dica. Comunque, quando lavoravo all'Ires, e lo studio Ambrosetti è venuto tanti anni fa, perché è stato rifilato all'Associazione Industriali di Udine di gestire una conferenza di politica industriale, venne da noi, cioè venne all'Ires, Pittini dicendo diteci qualcosa perché questi sono dei matti. Secondo me non sono migliorati molto, quello che sanno fare è intrattenere e far pagare l'accesso e quindi la visibilità a chi frequenta quelle acque una volta all'anno. Quindi uno studio, un piano di politica industriale dovrebbe dire dove si vuole andare, in che tempi e con quali risorse, per fare che cosa. Io sta roba qui in quelle 50 cartelle non l'ho trovata, nel senso che sono dei bla bla. Non so se sono stato troppo cattivo, ma eventualmente si può approfondire l'aspetto. Osè, cioè rilancia i Friuli, osserva preoccupato la contrazione dell'export. C'era l'articolo sul giornale, le navi salvano l'export. Dici, ma cosa vuol dire una roba del genere? Qui ho messo dei numeri in serie e dico l'export è una componente importante del Friuli Venezia Giulia perché vale all'incirca il 10% del PIL. Se voi mettete assieme il valore dell'export e il valore del PIL, la cosa è 4 volte più ampia, però confrontiamo mele e pere, nel senso che deve essere valore aggiunto con valore aggiunto, non fatturato con valore aggiunto, che sono due grandezze completamente diverse. Quindi vale il doppio del turismo, per capirci. C'è questa cosa ricorrente del turismo, non so che farci, ma insomma a me è rimasta un po' sul groppone. L'export totale tra il 2019 e il 2024 passa in valori correnti da 15,5 a 19,1 miliardi. Quindi dice, ammazza che roba tremenda, siamo bravissimi. E dice, magari, perché l'export a valori costanti, quindi depurati dall'inflazione, tenete presente che abbiamo avuto anche l'8,9% di inflazione all'interno di questo periodo, in realtà se io depurassi, l'ho fatto, ed è la seconda, no, non l'ho fatto, vi chiedo di credere per fede, crescerebbe soltanto di 1 miliardo, da 18,1 a 19,1. Ma anche qui c'è un inghippo, perché i dati insomma vanno un po' capiti. L'inghippo è la navalmeccanica, vuol dire le navi da crociera che noi produciamo, che voi sentite insomma ogni anno, dice un anno abbiamo un Expo che vola, e l'altro anno un Expo che scava e va giù sottoterra. Dici, ma com'è sta roba? Il punto vero è che il valore dell'export di navi non ha nessun effetto reale sull'occupazione, ma è semplicemente un dato di vendita. Cioè tu puoi confezionare una nave
vendere una nave un anno e venderne una nave 3 anni per l'anno successivo su 4 navi, in realtà per produrle la gente rimane quella, non è che varia perché la vendita è avvenuta in tempi diversi. Quindi depurando da questo fenomeno che però è rilevante, cosa si trova? Si trova che dal 2022 al 2024, per farla più breve, l'export è calato di 2,6 miliardi, cioè del 13,3%, che spiegano un po' le difficoltà di adesso, no? Questo incide, come dire, sulla struttura delle imprese e sull'occupazione delle imprese, quello delle navi no, soltanto sulla contabilità loro, ma in termini puramente monetari. Il problema quindi è tirando via la parte navi, che è quella che rimane incastrata da questo calo, è la provincia di Udine e in parte quella di Pordenone. Quindi insomma il su e giù di Gorizia e Trieste non ha impatti reali, e il giù invece sì, e soprattutto di Udine. E quindi questa è una cartina di tornasole preoccupante. E dovremmo darci da fare e rientra nell'ambito delle cose che bisognerebbe fare per una politica industriale seria. Ce la fate ancora? Sì. Non vedo questo entusiasmo. Adesso andiamo sull'indice di vecchiaia. Vabbè, ma non li ho fatti io, Io vi ho messo tutte le fonti e quindi la colpa è loro. Noi purtroppo siamo ambasciatori di questo messaggio, non ci mette. Declino economico e demografia, l'indice di vecchiaia, tanto per tirarci su appunto. L'indice di vecchiaia è il rapporto tra gli anziani, cioè gli over 64, e i giovani, 0,14. La media italiana che vedete lì, che è quella bella verde, 193,1, ci dice che ogni 100 giovani vi sono 193 vecchi. Ho detto vecchi perché l'indice di vecchiaia e non di anzianità, solo per questo. Il nostro FVG ha un valore di 237,2 ed è la regione più vecchia d'Italia e anche la più vecchia del nord-est. Il Trentino la più giovane, vabbè, e gli altri sono più giovani di noi. Insomma, la morale è questa, perché se vedete le classifiche per provincia, vedete Bolzano, Reggio Emilia, Trento, Verona, e dice, Friuli dove l'hai messo? Pordenone, 198, un pelino sotto la media italiana, ma insomma abbastanza vicino, e poi giù Gorizia, Udine, Trieste. Trieste non è una novità, perché se noi l'avessimo preso 20 anni fa, diciamo, sarebbe collocata a quei posti lì, insomma, in fondo alla classifica italiana. La novità vera è Udine, anche perché, tanto non vedo leghisti qua, anche perché, insomma, dove c'è più gioventù c'è più immigrazione, e dove ce n'è di meno ce n'è di meno. Udine è la provincia che ha meno immigrati, quindi che ci piaccia o non ci piaccia, questo è. Qui però io non voglio metterla in termini affettivi o emozionali, dopo la voglio mettere in termini di mercato del lavoro e di politiche di welfare, perché poi la conseguenza è questa di questi numeri, non è tanto se ci piacciono o meno, ma se vogliamo affrontarli no. E quindi, diciamo, al di là dei numeretti, tanto insomma vi siete fatti un'idea, siamo vecchioni, non Roberto, ma vecchioni. E questi dati hanno una valenza statistica che è quella che è, ma per me, diciamo, per noi sono importanti per le politiche di sviluppo e di welfare. Vediamone. L'impatto sul mercato del lavoro e sul welfare del Friuli Venezia Giulia di questi numeri. Allora, le persone in età lavorativa, che sono la prima tabella, quella con 15-64 anni, sono calate, è la prima colonna, di ben 56.000 nel passaggio dal 1222, che ce n'erano 794.000, al 2023. Il 2024 esce tra poco. Nel 2023, cioè l'anno scorso, erano 738.000 circa, quindi meno 56.000, meno il 7,2%. Con la proiezione che fa l'Istat al 33 e al 43, diciamo che si aggiunge un'ulteriore perdita di 43.000 persone nel 33 e quindi cumulandolo rispetto al 2002 avremmo perso 99.000 persone in età lavorativa, al 43 157.000. Diciamo in 40 anni un 20% in meno
di persone in età lavorativa. Perché è importante le persone in età lavorativa? Perché il mercato del lavoro pesca gli occupati da quel bacino lì, no? Quindi questo è un primo impatto di quello che avevamo già visto in precedenza. E il significato economico qual è? Beh, dice, se io ho meno persone in età lavorativa, quindi meno occupati, avrò meno gente che lavora e quindi meno reddito. Se ho meno reddito ho meno entrate fiscali per lo Stato, ma dopo di ritorno anche per noi, e meno welfare. E quindi diciamo, avrò meno ricchezza e però più necessità. C'ho tanti vecchietti simpatici, mi ci metto pure dentro, quindi insomma dovete trattarci bene, dai, non potete fare così. Va bene, partiamo dalla nostra parte, gli anziani, 65 anni e più. Qui nel 2002 erano, perché ancora io quella volta avevo meno di 65 anni se non ricordo male, erano 257.000. Nel 2023 sono 324.000 erotti, cioè vuol dire 67.000 in più, un quarto in più, il 26% in più. Nel 33 aumentano, nel 43 pure, alla fine della storia ci saranno, cioè tra il 2002 e il 2043, 146.000 anziani in più, il 50% praticamente in più. Insomma, uno dice, dura, no? Avere un welfare. Come? No, dicevo che sono 11.000 morti, perché se i giovani diminuiscono di 157 e gli anziani aumentano di 146, 148 sono 9.000 morti. Dopo facciamo il calcolo assieme. A meno che non siano scappati, o sono morti o sono scappati, insomma, una cosa. Vabbè. No, lo vediamo dopo, facciamo il conto assieme, quello giusto, preciso. E la conseguenza comunque è che serve comunque più welfare, però è impossibile con meno autonomia, meno economia. L'altra cosa che uno potrebbe chiedersi, ma noi Friuli Venezia Giulia, come vogliamo gestire il problema dell'ospitarci? Anche te rilancia. Dell'ospitarci, cioè dovremmo pagare 1 migliaio di euro in più a retta se andiamo nel privato rispetto a 1 migliaio di meno di euro nel pubblico e con un servizio più sicuro? Io che ci tengo alla pelle dico subito di no, nel senso che preferirei avere un pubblico che spende un po' e così diamo anche un'occupazione più dignitosa. Questo è un consiglio da economista anziano. Poi l'altro aspetto è le nascite in Friuli Venezia Giulia. Diciamo nel 2008, per un certo numero di anni, ho messo soltanto il 2008, ma se voi andate a vedere 2008, 2009, 2010, perché c'era l'onda lunga, erano al di sopra di 10.000 nati in Friuli Venezia Giulia, in totale, di cui gli immigrati erano 1.746 in quell'anno, ma come vedete diciamo, l'incidenza era più o meno la stessa, un immigrato su 6 indigeni nel totale. Il punto vero è la rogna che nel 2023 siamo scesi sotto i 7.000 nati rispetto ai 10.000, quindi abbiamo perso un terzo in generale, ma anche gli immigrati però si sono limitati, difatti vedete che sono passati dal 2014 1.647 al 1.230 del 2023, quindi meno 30% in sostanza. Per quale motivo? Perché prima c'è stato un boom, no? Degli arrivi degli immigrati e poi con la crisi economica è chiaro che c'è stata una stagnazione, no? Però questo è un problema in più che abbiamo. Cioè, il tema sarebbe, a chi facciamo fare questi figli? Dice, gli indigeni non ce ne hanno voglia. Adesso lasciamo perdere i motivi per cui non lo fanno, ma forse perché sono vecchietti. E gli immigrati hanno detto, ma insomma dai, noi abbiamo già dato, e quindi la risposta è, se vogliamo più figli, ho l'impressione che dobbiamo chiamare dei killer, delle persone che fanno figli. Però insomma, vedete voi. Salute. Io di queste cose qui sono molto interessato, per cui sappia che la disturberò, non è una minaccia. Va bene. Pubblicheremo anche... Comunque sì, d'accordo, lasci pure. Grazie mille. Allora, vado subito a vedere qual è, diciamo, il fabbisogno di lavoratori dichiarato dalle nostre imprese, private in questo caso, no? Viene dichiarato dal sistema Excelsior, che comunque i cui numeri sentiamo spesso, no? Sui giornali, perché questi qui fanno
delle previsioni ormai a medio termine, cioè sui 5 anni, fanno delle previsioni annuali addirittura trimestrali. Insomma, non so come, ma pure mensili. Questi qui sarebbero eccesso, che però vuol dire Ministero del Lavoro, non Camere, quindi insomma è una fonte che si ha. Nella tabella ho riportato le previsioni quinquennali 2024-28, quelle più aggiornate usciranno tra poco, ma diciamo il senso, il 99% di quello che diciamo adesso rimarrà. Che cosa viene fuori? Viene fuori che in 5 anni il sistema produttivo italiano, le imprese private italiane dichiarano un fabbisogno di 3,8 milioni di lavoratori da recuperare. 3 milioni appunto dalle imprese del settore privato, che dicono in questi 3 milioni che ci servono 640.000 debbono essere immigrati. Loro non lo dicono proprio così, ma io tra parentesi è perché li paghiamo di meno. Io l'ho detto. E in Friuli Venezia Giulia, che è la striscetta verde iniziale, servirebbero 63.300 lavoratori delle imprese, 84.100 comprendendo anche il pubblico e gli autonomi, e quindi un quarto del totale. Vuol dire 16.300 immigrati in più. In realtà le cose stanno un pelino peggio perché queste imprese, questo diciamo il fabbisogno. Dice, ma riusciremo a portarcelo a casa tutto? Le stesse imprese che dichiarano questo fabbisogno ci dicono anche quasi la metà, insomma, di loro, anzi un pelino di più, che molto probabilmente non riusciranno a soddisfare questo loro fabbisogno perché, dice perché? Per la gran parte perché mancano i candidati, la parte più consistente. Poi c'è un sottoinsieme che dice, ma insomma questi ragazzi qui non sanno fare una mazza. E quindi per mancanza di profili professionali, però in realtà manca la persona fisica, nella gran parte dei casi. E quindi questa mancanza è chiaro che è figlia del tracollo, no? Che abbiamo visto prima, demografico. Perché insomma qui le cose vengono presentate in maniera disgiunta, ma demografia, economia, mercato del lavoro sono fortemente, no? Intrecciati. Una volta non ci facevamo caso perché tanto vuol dire, il mercato del lavoro ne avevamo a go-go, potevamo sprecare, no? Di lavoratori, ma non è più questa situazione qui, difatti io non consideriamo nemmeno più il tasso di disoccupazione perché non ha nessun senso in un momento in cui c'è penuria, no? In una fase in cui c'è penuria di lavoratori. E quindi uno dice, se c'è un tracollo demografico, l'unica soluzione è, visto che gli indigeni figli non ne vogliono fare, anche se gli dai 1.000 euro in più, anche se gli dai pannolini e robe del genere, ci abbiamo provato, ma insomma pare che questi non gli basti, l'altra alternativa è il flusso esterno, quindi gli immigrati. E quindi la conclusione che ne traiamo noi è che per far fronte al vuoto occupazionale, al fatto che diventi un'economia mignon, al fatto che non riusciamo a soddisfare i nostri fabbisogni di welfare, perché questi sono diciamo, le necessità che noi abbiamo, non è per far piacere agli immigrati che li ospitiamo, ma ci servono anche per grattare e risolvere i nostri problemi, è governare l'immigrazione, cosa che non stiamo facendo assolutamente. Al di là di quelli che volevano mettere i muri, cioè il tema vero è che non abbiamo una politica per attrarre l'immigrazione. Uno si chiede, ma il Friuli è pronto? Boh, date la vostra risposta, a me sembra di no. Perché il tema in realtà è di essere più attraenti di altri. Perché nell'indice di vecchiaia, sono andato veloce, ma per esempio regioni come l'Emilia Romagna, che faceva parte dei vecchioni italiani 15-20 anni fa, no? Assieme alla Liguria, e quelli sono migliorati perché hanno attratto più immigrati. Però loro, insomma, se li conosco un po' bene, sono gente che quando attrae persone gli dice ti do la cittadinanza, ti do la casa, hai il lavoro, ti sorveglio. Che vuol dire gestire l'immigrazione. Dopo insomma si possono usare termini migliori o peggiori di quelli che ho usato io, ma il senso mi pare che è quello del governo, insomma, del mettere in chiaro quali sono le regole, no? E quindi ci sono regioni più attrattive della nostra e dovremmo darci da fare. Io credo che questo sia un tema che sarebbe interessante e ci piacerebbe affrontare in futuro. Bah, io ho l'impressione che voi siate cotti e sta roba del lavoro povero l'accennerei velocemente, anche se comunque c'è. Diciamo che quello che distribuiamo attualmente, questi sono sempre dati INPS, è una tabella che sembra un po' ricalca quella di prima, ma risponde alla domanda come si distribuiscono le retribuzioni lorde, che abbiamo visto prima, pagate dai datori di lavoro privati ai dipendenti.
In che quantità? Nella prima tabella vedete la retribuzione annua lorda fino a 5.000 euro annui. E nell'economia del Friuli Venezia Giulia, 375.000 lavoratori, 40.000 e passa di questi, cioè quasi l'11%, becca una retribuzione di questo tipo. E nell'industria la quota è il 4%, in quel benedetto turismo è del 29,4%, sempre per i motivi che dicevamo prima. Però leggiamolo in termini non di statistiche, ma di politiche che si fanno e quelle da fare. Quelli che beccano una retribuzione lorda sempre superiore ai 30.000, nell'economia sono un poco più di un quarto, no? Il 26,6%. Nell'industria quasi il 40%, nel turismo, nel terziario meno della metà, e nel turismo il 2,7%. E io penso che siano numeri che ci debbano far pensare. E quando uno dice ma perché in Italia ci sono pochi anche tra i lavoratori dipendenti che pagano le tasse, e dici forse perché beccano retribuzioni da fame, una gran parte di questi. Perché il lavoro dipendente non evade, questo è il tema vero, è quello autonomo che evade. Voi siete andati a vedere nel DEF gli allegati, cioè l'evasione di quasi 100 miliardi annui adesso è calata a 85, ma semplicemente perché è calato il reddito, e il 90% è il lavoro autonomo, e quindi insomma chiamiamo le cose col loro nome, no? E allora uno dice, come fronteggio il lavoro povero facendo leva sulla politica economica della nostra autonomia? Abbiamo un'autonomia, abbiamo una politica economica, anche perché abbiamo un bilancio grasso, c'è da capire perché questo bilancio grasso di questi anni non ci ha aiutato nella crescita del prodotto interno lordo. Ci sarebbe una figura, ma insomma, siccome ci sono anche signore qui presenti, non voglio adottarla, ma... Sì, ma rilevante. Vuol dire che non la fai dalla parte giusta, cioè, questa è tutta spesa che evidentemente va a finire in quel posto là. Allora, uno dice come fronteggio il lavoro povero? Io non ho pochi dubbi, riprendendo a fare politica industriale, ma sul serio questa volta. Perché? Perché l'industria ha tanti dipendenti diretti, cioè se vedete lì 136.000 sui famosi 375.000, perché è un volano per diversi comparti terziari, non c'è soltanto la manifattura, ma ci sono non so, la logistica, i trasporti, ci sono altri pezzi di settori, una parte dell'informatica, eccetera, eccetera, che lavorano per lei. Quindi cioè, alla fine io ho fatto un po' di conti, non ho osato farveli vedere, ma insomma arriviamo a poco meno del 60%, che è come dire, ribaltare l'idea che il terziario è il settore unico perché dà lavoro al 70% di persone, ma se la parte più, come dire, più cicciona, più solida di questa lavora per l'industria, insomma, no? E qui non ho citato le professioni, che anche quelle diciamo svolgono un ruolo importante, no? Sul comparto. Vabbè, insomma, la cosa che aggiungo è che l'industria, a differenza del terziario, paga retribuzioni più ciccione e invece quelle più magre sono assai contenute. Ultima tabella, e vi faccio i complimenti per la resistenza, è quella che ci dice come è stato il biennio 2022-2023. Tenete presente che siamo in un momento un po' di crisi con i dati Istat perché sta rivedendo un po' tutte le serie storiche e a giugno probabilmente avremo delle serie regionali un po' più lunghe e si potrà fare un ragionamento più opportuno. Però diciamo dati consolidati, che sono recentissimi, ci dicono che il 2022-2023 per il Friuli Venezia Giulia è stato molto duro. Poi vedete i numeri lì, non credo che servano tanto infiorettamenti. Nel 2022 il Friuli è cresciuto dell'1,6%. Eravamo nella fase della ripresa, no? Che si diceva prima, della ripartenza. Però il nord-est è cresciuto del 4,2%, l'Italia del 4,7%, cioè sono 3 volte di più quasi, no? Nel 2023 noi addirittura saremmo calati, cioè in recessione. Non sono stati rose e fiori nemmeno per gli altri, però voglio dire il segno almeno è diverso. Il futuro, 2024, perché qui siamo in ritardo con le previsioni a livello regionale e provinciale.
E il 2025, insomma, il futuro non è roseo, ma per noi è meno roseo che per gli altri, no? Vedete il numero 0405, tra l'altro questi sono dati che ha dato la regione, insomma, sono dati Prometea che sono da prendere un po' così, ma insomma sono quelli disponibili. Vedremo alla prossima volta che ci vediamo come rilancia Friuli, perché vogliamo aggiornarli e presenteremo quelli che ci sono, cioè si possono presentare quelli che ci sono. Quello che rimane è che insomma, la debolezza del Friuli Venezia Giulia continua, è continuata nel 2024 secondo le stime e continuerà nel 2025. Concludo dicendo che l'ottimismo della ragione, al quale noi, come dire, siamo dei fedeli, ci dice osiamo, ho fatto osè, dice osiamo, giocando in mano l'asso che abbiamo, no, dell'autonomia, e dice quale asso? Dicevo prima, un bilancio regionale ricco, 6 miliardi e 2, se facciamo il confronto con i 30 miliardi dello Stato, cioè, ti vengono gli occhi, no? E dici, ma ammazza quanti quattrini, dopo 3 miliardi dovevo mettere per la sanità e 300 per risanare il buco della sanità, ma insomma ci rimane qualcosa, no? Quei 3 miliardi rimanenti, anziché sperperarli, se li investissimo, anziché una spesa improduttiva, avere un investimento produttivo sarebbe interessante. E quindi l'idea è quella di trasformare un bilancio in un bilancio di sviluppo, un bilancio che è di mero galleggiamento. Temo più politico che economico, perché non si galleggia, come abbiamo visto dai numeri, neanche in termini economici. Come? Qui vado veloce perché insomma l'abbiamo già fatta lunga, allestendo e finanziando politiche che fronteggiano le sfide viste prima. Che devono essere, queste sfide devono essere affrontate con progetti, naturalmente, no? E quindi uno dice governare l'immigrazione secondo noi è importante perché ha riflessi sia sulle politiche di sviluppo, quindi la possibilità di continuare a produrre reddito, sia quelli di redistribuire reddito con il welfare, di andare incontro a questa nostra vecchionitudine che comunque insomma un appello della categoria dei vecchi va fatto, io lo faccio perché tale sono. Una politica industriale, e qui ci sarebbe tutta una serie di robe da dire, politiche per, come dire, mettere assieme imprese piccole, politiche per richiamare imprese in settori che ci mancano qui da noi, ma che magari in raccordo anche con le imprese di qui. È chiaro che va contattata sta cosa, no? Non è che possiamo farla contro le associazioni degli imprenditori esistenti. C'è da capire che tipo di impresa serve anche, no? Non è che ci portiamo l'impresa che fa concorrenza a quella esistente, cioè, sarebbe puro masochismo quello. E dobbiamo governare la formazione, perché insomma se pensiamo di avere tante persone, immigrati da ricevere, questi non ci vengono formati. Perché non so se ci siamo accorti tutti quanti che non è che vengono quelli più vicini a noi, perché ormai i paesi vicino a noi, come dire, hanno tassi di sviluppo più alti dei nostri e fai fatica, cioè la vicenda simpatica, per me bizzarra e temporanea, dei 200 ghanesi che siamo andati a formarci in Ghana, cioè è ridicola, no? Rispetto agli 84.000 che ci servono, e poi non si sa nemmeno se vengono tutti, ma insomma non ci risolvono il problema. E quindi ci vuole una formazione professionale e dall'altra parte un governo del welfare. Quindi un lavoro alla politica, un buon lavoro, alla prossima puntata io penso che sarà a giugno, anche se sul sito metteremo degli aggiornamenti. Vi ringrazio, siete stati eroici.